Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova motoavventura. Oggi, percorrendo la celebre orientale sarda, sono diretto al comune balneare di San Teodoro per cercare di dare una consapevole risposta al seguente quesito: San Teodoro è solo mare e vita notturna o possiede le carte vincenti per poter appagare anche gli spiriti più avventurosi? Scopriamolo insieme. Andiamo ragazzi, tenetevi stretti. Lasciandoci alle spalle le principali svolte per le bellissime spiagge di San Teodoro, siamo arrivati a San Teodoro. Lo attraversiamo velocemente perché oggi non siamo dotati di telomare e crema solare, ma portiamo nello zaino tanta voglia di avventura e dobbiamo capire se San Teodoro è capace di soddisfarla. Ed eccoci giunti all'intersezione con via Resula. Sebbene non sia presente alcuna indicazione segnaletica, il mio istinto mi dice che risalendo questa viuzza potremo trovare solidi elementi per dare una risposta al quesito posto all'apertura di questa motoavventura. Passiamo sotto questo sottopasso. Iniziamo la scalata. Qui la strada si fa ferrata. Attraversiamo questo ponticello. Area naturalistica del Monte Nieddu. Vediamo dove ci conduce questo sterrato e se ci consentirà di dare una risposta affermativa alla nostra domanda. La strada si fa più insidiosa. Guardate che panorama, che ballate. C'è una bella pendenza. Guardate che tornanti. Panorama. Siamo nell'area naturalistica del Monte Nieddu. Continuiamo la nostra salita ed eccoci giunti allo Stazio Pitrisconi. Vediamo quindi questo Stazio Pitrisconi.
che rappresenta appunto una ristrutturazione delle antiche case pastorali della Gallura. Vedete, casa Pitrisconi, qui c'è ovviamente tutte ristrutturate con pietre faccia a vista, e qui c'è un bellissimo barbecue. Partendo dallo Stazzu Pitrisconi facciamo un piccolo sentiero a piedi per andare a visitare alcune delle cascate che il Rio, quindi il corso d'acqua che nasce in cima al Monte Nieddu, forma durante la sua discesa a valle. Rende il Monte Nieddu un vero e proprio paradiso per gli amanti del canyoning e torrentismo. Continuiamo quindi questo percorso di camminata addentrandoci verso il cuore della natura, quindi alla ricerca di una delle innumerevoli cascate che genera il Rio Pitrisconi lungo il suo percorso dalla cima del Monte Nieddu alla valle. Inizio già a percepire uno scorrere dell'acqua, ecco qua, infatti iniziamo a vedere un piccolo torrente. Ecco, qui c'è già un piccolo torrente che scorre, ecco, vedete, c'è, questa è già una piccola piscina che il Rio genera durante il suo percorso a valle. Qui c'è una piccola cascatina, ce ne sono ben più grandi, dai quali proprio ci si può tuffare. Ora risaliamo in sella e riprendiamo la marcia verso la vetta per scoprire quale magnifico panorama ci aspetta. Qui c'è un vascone, eccolo qua, c'è un vascone per il prelievo dell'acqua con gli elicotteri. Abbiamo ancora una veduta verso l'entroterra, non vedo l'ora di vedere la veduta verso la costa. Siamo quasi. Non demordiamo. Ed eccoci arrivati in cima. Dopo aver percorso quest'aspro sentiero sterrato di circa 7 km, siamo finalmente giunti al punto panoramico Pala di Monti. Vedete, siamo a 615 metri di altitudine. Saliamo questi gradoni in pietra e scopriamo insieme il panorama che ci offre. Wow! Si può godere di un'incantevole vista sull'intera area marina protetta di Tavolara. Stiamo parlando quindi di un'area protetta di circa 15.000 ettari di superficie marina e ben 76 km di costa sottoposta a tutela ambientale per il suo valore ambientalistico. Come vedete sono ben visibili i comuni costieri di San Teodoro, Agrustos e Budoni. Rivolgendo lo sguardo verso l'entroterra possiamo invece ammirare la maestosità del Monte Nieddu, così chiamato per il colore scuro della sua vegetazione, ma anche perché nel XIX secolo le sue foreste vennero sfruttate anche in maniera incontrollata per la produzione del carbone.
Tutt'oggi sono infatti ancora ben visibili e percorribili vari sentieri che i carbonai utilizzavano per trasportare il carbone sino al mare. You'll be my nightlight. Ooh, you'll be my nightlight. Osservando questo incantevole panorama e gli innumerevoli alveoli di questo vasto polmone verde, ho acquisito la consapevolezza per poter dare una risposta al quesito che ci siamo posti inizialmente e poter quindi affermare che San Teodoro non è solo mare e vita notturna, ma possiede un magico luogo immerso nella natura capace di regalare emozioni uniche anche per chi è alla ricerca di un'avventura selvaggia e a contatto con la natura più autentica. Abbiamo anche questa motoavventura con questo bellissimo panorama sull'area marina protetta. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e se il video vi è piaciuto lasciate un like. Ciao ragazzi!